l'invito che il Papa ci fa a guardare il Signore è un invito che può toglierci dall'abitudine, come una domanda che rivolgiamo a noi stessi. Ma questa cosa ti interessa? Questa cosa è importante per te? No? E questo per me è il primo richiamo che fa. Cioè è come se mi togliesse dall'abitudine, dal saputo, e mi dicesse: senti, guardami un po', mi vuoi? No? E questo a questo non si può rispondere semplicemente con un fatto di tradizione, di consuetudine, no? Piatto. Possiamo dire, in base all'esperienza degli anni passati, che un po' di gente è passata e si è confessata, c'è chi è stato davanti al Santissimo. L'importanza di questo momento è data dal fatto, come dicevo prima, che tu devi prendere una posizione consapevole, no? E quindi impegnata, dove la tua libertà è messa in gioco, dove ti togli dal torpore e dal dormiveglia, no? Dove ti togli dal fatto di fare una cosa perché magari siamo cristiani o perché Tizio ce l'ha detto, Caio ce l'ha detto, da toglierci da questo modo scontato e formale, no? E il Signore ci prende e ci dice: stai con me. Quindi invitiamo chiunque a fermarsi, anche perché trovare la porta della chiesa aperta in un orario non consueto anche per la cattedrale sicuramente è un invito ad entrare, anche per un semplice momento di adorazione o di preghiera. La chiesa è aperta per tutti e quello che dobbiamo tenere sempre aperto è che andando dal Signore ed essendo la chiesa aperta, non è detto che non possa succedere qualcosa di imprevisto e di inaspettato.